Continuano le prese di posizione per una soluzione della vicenda che sta interessando 49 migranti che si trovano a bordo delle due navi, della Sea Watch e della Sea Aia, rispettivamente al 16° e all'8° giorno di permanenza in mare. I viveri scarseggiano e l'acqua pure, così come affermato dai responsabili dell'Organizzazione Mediterranea, e molti dei migranti hanno deciso di iniziare uno sciopero della fame. Anche il Papa domenica nell'omelia ha lanciato un appello per trovare una soluzione per i migranti che purtroppo hanno trascorso le festività natalizie in alto mare senza che nessun porto li accogliesse. Lo scaricabarile continua tra Malta, l'Italia e gli altri paesi, nessuno li vuole. La linea del governo italiano, per bocca del ministro dell'Interno Salvini, non vede nessuna possibilità di soluzione. È una questione di principio, afferma il responsabile del Viminale. Prende posizione invece il nostro cardinale Don Franco, che nel corso della giornata dell'Epifania, durante la predica avvenuta presso la chiesa di San Giacomo, ha avuto parole forti nei confronti di chi governa. Come possiamo celebrare il Natale se neghiamo con questi gesti la nascita di Gesù? Ci indigniamo per l'abbandono degli animali, ha proseguito durante la sua omelia Don Franco, e non spendiamo neanche una parola per donne e bambini che su di una barca in mare sono da oltre 15 giorni. Non possiamo non pensare in momenti come questi, dice Don Franco, alle 300 bare viste in fila all'hangar di Lampedusa. Come possiamo chiudere i porti e professarci cristiani? Anche il parroco di Lampedusa prende posizione sulla vicenda della Sea Watch, Don Carmelo Lamagra, che afferma: assistiamo al vergognoso trattamento di 49 persone in mare, uomini, donne, bambini, che hanno solo la colpa di sperare e sognare il futuro. Intanto un attivista della Mediterranea Saving Humans, organizzazione umanitaria che nasce da tante persone diverse che non sono più riuscite a guardare altre persone come loro morire e dal bisogno di giustizia, di fare qualcosa di buono, e Alessandra Sciurba, che è salita ieri sulla nave con a bordo i migranti, tra questi anche 4 minorenni e 3 bambini piccoli e un neonato. Ascoltiamo la sua testimonianza. A bordo di Sea-Watch 3 ormai da un paio d'ore abbiamo avuto modo di incontrare tutte e 32 le persone che sono state salvate il 22 dicembre scorso, che da 2 settimane sono in mare in attesa di un porto sicuro. Queste persone sono stanche nonostante Sea-Watch abbia fatto un lavoro straordinario per tenere la situazione la più serena possibile, ma sono stremate, non ce la fanno più. Ci sono 4 minorenni, ci sono 3 bambini molto piccoli, uno piccolissimo, sono veramente allo stremo delle forze ed è una vergogna grandissima, una gravissima violazione dei diritti umani che non si trovi immediatamente un porto sicuro per lo sbarco. La missione di Mediterranea serve anche a questo. Abbiamo portato i rifornimenti, abbiamo fatto il cambio equipaggio di Sea-Watch, però adesso davvero qui dal centro del mare veniamo alta la nostra voce per dire ai governi europei che non è più possibile attendere neanche un momento. Quello che stanno facendo è gravissimo. Qui ci sono donne, bambini piccolissimi e uomini che non ce la fanno più e hanno il diritto di trovare un porto sicuro in Europa immediatamente.